Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. La Procura di Palermo ha disposto perquisizioni nelle abitazioni di 4 persone nell'ambito delle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Si tratta di Laura Bonafede, cugina di Emanuele Bonafede, figlia del boss di Campobello Leonardo, la maestra che fino a 2 giorni prima dell'arresto ha incontrato il boss, allora latitante, e che con lui aveva una fitta corrispondenza. Oltre a lei, l'imprenditore agricolo Gaspare Ottaviano Accardi, della moglie Dorotea Alfano e di Leonarda Indelicato. Questi soggetti sarebbero indagati per favoreggiamento personale e per procurata in osservanza della pena nel tentativo di ricostruire la rete di fiancheggiatori del capomafia in seguito all'arresto di Emanuele Bonafede e della moglie Lorena Lancieri, accusati di favoreggiamento. L'imprenditore Giuseppe Lipera, originario di Polizzi Generosa in provincia di Palermo ma residente a Caltanissetta, è stato colpito da una confisca di 9,5 milioni di euro a seguito di un'attività investigativa condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia. La confisca segue il sequestro effettuato nel 2020 ed è stata emessa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta su proposta del direttore della DIA. Secondo quanto riportato dalla stessa direzione, la confisca è stata disposta a causa della pericolosità sociale dell'imprenditore e della sua ascesa economica costellata da rapporti continui con il mondo dell'imprenditoria mafiosa. I familiari della turista australiana Diane Christine Palmer hanno chiesto un risarcimento di oltre 2 milioni di euro e mezzo alla regione siciliana per la morte della loro cara. La donna infatti è morta 44 giorni dopo essere stata colpita da un albero il 1° ottobre del 2018 a Gelacisiculo nel Parco delle Madonie. In particolare, secondo quanto ricostruito dalla Procura in sede di indagini penali, non c'era alcuna segnaletica o cartello che facesse pensare a una situazione di pericolo e inoltre non c'erano controlli sul lavoro degli operai e l'abbattimento dell'albero è stato effettuato in maniera scorretta. Il decreto sul ponte sullo Stretto di Messina, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede il riavvio del percorso di progettazione e realizzazione della opera. La società dello Stretto di Messina avrà una nuova moderna governance con la partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, evidenziando l'importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. Si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche di sicurezza e ambientali. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 18.